Grazie per annunciare il voto favorevole all'emendamento. Questa proposta di legge sarebbe il frutto di una elaborazione di nuove strategie economiche per la Sardegna, così volete farci capire. In realtà siamo alla terza edizione di questo film sul piano casa ed è evidente che non intendete rassegnarvi e quindi, nonostante i fallimenti, voi continuate ad andare avanti. Con tutta probabilità ci sarà anche la quarta edizione, non lo sappiamo. Di certo è che continuate a insistere nel proporre delle leggi che sono ciniche, delle leggi che implicano dei crimini contro il nostro patrimonio ambientale, che è irriducibile, che è unico, e in questo caso dobbiamo davvero dire a proposito che si tratta di attentati ai diritti del popolo sardo. Però, visto che la musica è sempre la stessa, guardavo una mia dichiarazione di voto del 24 settembre del 2009 a proposito del Piano Casa 1, dove si diceva, dove denunciavo l'indisponibilità e la totale chiusura del centrodestra in consiglio regionale e che quindi, come allora ci portò a una lunga battaglia articolo per articolo, comma per comma, oggi si riproduce la stessa situazione. Per cui dicevo allora, questa è una legge incostituzionale che lascerà irrisolto il problema a chi la casa non l'ha, di chi non ha i denti né per comprarla né per pagare l'affitto a prezzi di mercato, ma di fatto stravolgerà le nostre coste, il nostro territorio, i nostri centri storici, le nostre città in nome del profitto del cemento, che renderà più ricchi i ricchi, impoverendo il territorio e le popolazioni. È una legge cinica che resterà nella storia della Sardegna per il disegno teso ad annientare il nostro ricco patrimonio ambientale, naturale ed edilizio esistente. Il cemento in Sardegna consumerà la grande ricchezza ambientale e seppellirà la nobile memoria storica del popolo sardo. È tutto a proposito e tutto ad hoc, calza perfettamente. Ma noi non possiamo rinunciare alla nostra storia, alla nostra cultura e a quell'ambiente unico per la sua bellezza che abbiamo ereditato dai nostri padri e che abbiamo il dovere di conservare e tutelare per le future generazioni. Noi non possiamo fare a meno di tutto ciò, non ci rassegniamo e aggiungo e ribadisco, noi continueremo le nostre battaglie su tutti i fronti. Grazie. Presidente. Anch'io ho il piacere di dare il benvenuto al Presidente Cappellacci, che ci manca nel corso di questi dibattiti così importanti e farebbe bene ad esserci anche col resto della Giunta, perché oggi in modo straordinario è presente, però normalmente purtroppo non è così, e su temi così ampi che pare che apparentemente riguardino solo ed esclusivamente l'urbanistica, diciamo che non è esatto, ma riguarda tutta la vita dei sardi su tutti i versanti. Noi, Presidente Cappellacci, stiamo conducendo una battaglia in modo unilaterale, una battaglia per la salvaguardia del nostro habitat. Però, visto che voi continuate col braccio di ferro, continuate nell'insistere per proporre delle leggi che sono anche illegittime, ci ritroviamo praticamente a distanza di qualche anno a ripetere le stesse cose filo per segno, cioè la storia si ripete, il film è sempre uguale, per cui il 13 di ottobre del 2009 sono passati esattamente 2 anni quando io feci un intervento che calza perfettamente alla situazione odierna sulla cultura dell'illegalità del centrodestra in materia di urbanistica e quindi una cultura tesa al consumo selvaggio dell'ambiente sardo. Per cui anche in quell'occasione facevo gli auguri al Presidente Cappellacci perché le assenze erano giustificate da uno stato di malattia, quindi era apparso anche in quell'occasione con grande sorpresa e piacere generale. Per cui anche in quell'occasione si trattava di argomenti molto sensibili e io denunciavo anche il quadro di abusivismo edilizio in Sardegna come una piaga molto grave che comprometteva le aree di maggior pregio del nostro ambiente. E quindi denunciavo le oltre 1100 ordinanze di demolizione relative ad abusi edilizi non condonabili.
e quindi ogni anno vengono praticamente emesse dai comuni circa 1 migliaio di ordinanze di demolizione e di abusi edilizi, demolizioni che non avvengono visto che la Regione Autonoma della Sardegna non procede neppure alle gare d'appalto. Questo io denunciavo. I casi di abusivismo edilizio, in base all'ultimo censimento regionale, risultavano allora 45.000, quelli insanabili stimati in una misura di 4.500, in gran parte, fra l'altro, lungo i litorali e comunque non casi di abusivismo di necessità, insomma non era per la prima casa, diciamocela tutta. Quindi secondo la